Allora, io sempre il terrore della videocamera a questo punto è che ho l'arteteca, perché penso che se entra il maestro di nuovo e io non ho la telecamera settata, io faccio Arachidi direttamente in live, pubblicamente, senza nessun tipo di problema. Proprio una tolleranza zero. Allora, benissimo. Voglio solo in qualche modo aggiustarmi questo cazzo di microfono quando ne avrò l'opportunità. Allora, ci siamo, Gianmarcone. Ci siamo. Allora, la settata, che si fa? Questo fa, questo fa. Certo, proprio, tutto qua. Salve, sto giocando a Cuphead. Bravo Gabri. Ah, Bravo Gabri. bello. Bravo. Allora, 3, 2, 1. Savoia. Dove sei arrivato? Ecco qua. Io ogni tanto ci ripenso a prenderlo. Però poi mi ricordo la prima run e va bene così al momento. Tu l'hai fatto? Cuphead l'ho solo visto, ma non è il mio genere. Ok, si gioca pure a due. Lo so, ma No, non è per me ti Cuphead. incazzeresti tantissimo tu. All'inizio perché l'ho appena scaricato, adesso faccio la expert run. Ah, ok. Io sono riuscito a fare sia quello che il DLC, ma mamma mia. Quante parolacce. Quante parolacce. Soprattutto col mostro finale, il super cattivone. Cazzo di Satanasso. Quando ci vuoi scommettere che mo arriva quello. Dai, togli Daima. Te la giochi Project Zomboid che in 3D dice giochiamo a Può Zomboid? essere, Ok. dipende da che turno c'ha domani. Vediamo nei prossimi giorni pure di rifarne un'altra. Allora, guarda, lo dico prima in live, visto che lui non c'è. Se lui entra e dice vogliamo giocare a io gli dico sì. Oggi non possiamo interrompere. No, no, dopo Daima, naturalmente. Ah, Dopo poi non ti Daima. dirà no perché si addormenta. Cioè, resta sveglio. Resta sveglio. Allora, è il momento delle botte. Poi ci dovrebbero essere alcune botte, sì. Oh, ma ha chiesto a lui chi è e lui si sarà preso. Lorio, non fare il furbo. Sì, C'ha la palla del drago. In teoria si può giocare a K ed in 2 a distanza, quindi potrei... Io volevo portarlo in live, quindi se mi organizzi altro e ce l'hai, lo possiamo fare insieme in live, non c'è problema. Tanto pure che ci facciamo uno stage a sera, ad esempio, perché non lo facciamo in 5 minuti o al massimo 2, penso che si può fare. Stanno ritornando in mente tutti i boss e... Mamma mia. Sembra pure il caso, eh. ah, farfallina. E cosa vuoi tu? De che su è un coglione, vero? Mm. Ok. Vuoi conquistare tutti gli universi, tutti i mondi conosciuti? Ecco appunto. A posto.
Un peccato, un Ma peccato. usare le sfere per ripristinare gli alberi della loro razza? No, Vabbè, aveva Niente? detto non... No, vabbè, vabbè. Allora, che se Vegeta ti spara un colpo ti fa esplodere la testa. Lui è un principe. Lui è un principe. Ce ne dimentichiamo, eh? Non è una scommessa No, valida, noi ne però. abbiamo due, tu ne hai uno. Punto. Bravo piccolo. E poi non avrai niente manco tu. Però è un po' di cattiveria, eh? Vabbè, dai, si deve menare il Bu, dai. Anzi, il Majin. Lui poi lo inviti a nozze così. Dai, faccia un po' di Super Saiyan 3. Dai. Yeah. Lui è Go. Ok. Non ha tutti i torti Vegeta, eh? Duncan. Anche Vero? questo è vero. Si è incazzato. Wow, Vegeta, stai tirando proprio per i capelli. Poi decide Bulma. Tocca a Son. Vegeta, vai, vai. Ja, Vegeta, tanto tra 2 secondi ti giri per vedere il combattimento. Giri. No, dove cazzo vai, bro? Ah, ma si batte prima contro di lui. Va bene, va bene. Devi combattere tuo fratello. Bro, tu abbuschi da Goku. Non è che prima faceva troppo l'imbecille e poi in realtà caccia che è più forte di lui. Va là che agilità. Bello. Si Ok, comincia. va bene. Hanno lasciato le ultime 4 puntate per tutte le botte possibili e immaginabili. Ci piace. Primo tentativo, carota, cipolla, patata. Non so il nome. Ah. Oh, sì. Sto cercando di ricordarlo, ma non me lo ricordo neanche io. Ah, no, no, Goku. Vabbè, gli ha tirato pugnetto JPEG, però, Goku, dai Goku. Goku, qua devi partire un pochino alto. Goku, fai il solletico. Ah, mano allungabile. Bastone in testa. Rotto il muro, rimbalza. Cazzo corri. Pum, pum. Oh, che bello che torna ad usare il bastone così. Oh, Ehi, posa bastone. mamma mia, ultra istinto, proprio. Ecco qua. Fatto nudo. Hanno girato a posto. Uff, No. Aglia. ecco. Bong, bong. Sei finito alla Hulk proprio. Frenati a terra con il bastone. No, giustamente tiri la coda in testa. Uh.
Ah, Ecco, a posto. ecco. No, ha capito pure lui. Attenzione. Vabbè, Goku è comunque un Majin. Majin Buu ci voleva comunque anche il Super Saiyan 3. Super Saiyan 1, mo non so. No, però come minimo sono forti come Bu. Quindi proprio di Almeno. base, quindi... Anche perché credo che forse Majin Buu sia ancora un po' più Però poi dopo forte. succede quella cosa, quindi si è superato quel livello. Sì, Goku molto forte. Però anche il cugino di Majin Buu è forte. Mo però, giustamente, Arriva Pippo? eh, Tutti contro Pippo? Ma ogni dio tre sputi qualcosa. Eccolo qua. Ok, sei forti, abbiamo capito. ah, Sei diventato oh, forte, eccolo qua, Jiren. Ok. E qui gli ha lasciato lo stesso costume Toriyama. È un omaggio. Ho capito. Ha fatto un omaggio. Ma è lo stesso, è Ha fatto proprio un omaggio. uguale. Si chiama omaggio. Va bene. Multiverso. Non è che doveva somigliare, ha proprio preso il costume dalla costumeria e ha detto mettiti questo. Un altro giro in giro. Così già sembri un pochino di più il re supremo dei demoni Cattivo. forte. Eccolo là. L'avete avuto davanti agli occhi per tutto il tempo, nel vero senso della parola. Va bene. Pensa un po', arrivaci. Non c'è più, guarda la cintura. Non c'è più. Non c'è più. No, e ne hai capito niente. Ne hai capito niente. No. Mm. Pensavo venisse più dopo. Mm. Ok. Va bene, c'hai i poteri, fai cose. Magia psichica. Va bene. Raccogli pietre lontane. Ok. Ah, lui crea direttamente, vabbè. Ah, giustamente, il livello di potenza rompo qualche pianeta, però invece di rompere il mio castello, creo un altro Creiamo un piccolo altro, pianetino, un altro facciamo posto e ce ne un'altra andiamo piccola lì. struttura. A posto.
Fatto l'arena. Ecco qua. Combattiamo qua. Ma pure con le decorazioni, tutto sistema. Guarda che Ah, carino. ah. Andiamo a combattere là. La puoi fare anche blu o solo di questo colore qua? Forse no. Forse No, ancora no. Vegeta, Ui. Vegeta. Allora, di norma questo effettivamente dovrebbe combattere Vegeta. È il turno di Vegeta. Se detto si fa turni, è il turno di Vegeta. Pure è bello grosso, quello è il problema. Deficiente. Mi stai rompendo il castello. Però sei tu che stai tirando i pugni, eh. Non si Non fa. se fa niente, niente, non sente niente. Ecco qua. A posto. Stato nero. No, ma se ne è reso conto che non gli faceva assolutamente niente. Allora, questo è il problema. Non si fa niente. Goku ha capito. Attenzione, ma anche Glorio. Ah, Junior. Penso dovrebbero unirsi anche un attimino i Majin, secondo Dai, me. magari un po' di teamworks. Soverchiante. Bel termine, sto mettiamo. Ora ma spara due fulmini invece usa che la pistola. Oh, ma perché usi la pistola? Niente, la pistola. No, vabbè, uno ci prova. Metti che c'è Ma il punto sai debole. fa le magie. Ah, questo proprio. No, niente, non gli fai niente. Niente. Oh no! Ehi. No, Goku, no. hai perso gli insettini, porca la miseria. C'erano anche gli insettini fusione, c'erano Goku sempre, stanno sempre là. Effettivamente è un problema anche tuo, eh. Fa due magie, lancia un incantesimo. Loro sono gli unici che possono sconfiggerlo e lo sai anche tu. No, manda a loro. Attenzione, si va. Voi che fai? No, no. Grande. Vai, porti pure a Bulma. Va bene, Bulma va lo bene. E il sconfiggerà. nonno ha traslato. Salve, sono il tuo creatore. Fai l'occhiolino? Che fai l'occhiolino? Portami. Mi stai dicendo fuori? Sei l'unico rimasto. Porta il nonno sopra, eh. Dai, fai altro occhiolino. Dai, dai. A posto. Comandava sempre lui comunque. Appunto. Gliene ha fatti 4 per di guarda, di tua spontanea volontà. Il quinto, no, aspetta, mo dobbiamo andare, punto. Infame, infame. Però, Oh, attenzione! Grande Tamagami! no, No! con quell'occhio può fare tutto. Cioè, solo per questo sta vincendo. Per l'occhio, che lui si è visto dall'inizio che è Sì. un debole di merda. Fa due magie pure lui, però. Ecco, come c'ha doppia Vabbè. palla. Come si butta giù sto coso? Mo si deve fare un po' di introspezione. Io col 2 non ce la faccio. Proviamo col 2 e mezzo. Proviamo col 3. No, manco col 3 ce la faccio. Aspetta, ma forse non è che. Dobbiamo fare di più. Vediamo, vediamo. Goku preoccupato?
Ok, giustamente usi tutto, non te ne fotti proprio. Mamma mia, vai squadra. Tutti insieme e non sta sentendo niente. Cioè lui si sta divertendo pure Un grande se glielo tamatore. chiedi. Culo? Mm, Però non ha sentito proprio un no. cazzo di niente lui. Qualcosa l'hai sentito perlomeno qua, dai. No, niente, niente, niente. C'è un problema. C'è un grosso problema. No, no, Non ha sentito un non basta. ciufolo. Ah, ecco. A cannone Eccolo. speciale! Vabbè, Sì, allora tutti, tutti, vaffanculo. tutti. Vabbè, ma non sentirà niente manco adesso. Dicevo pure il Tamatami Brother. Ma mo ferma tutto. Barriera androide, praticamente. Mm. No, ragazzi. Finora abbiamo scherzato, ci siamo divertiti, abbiamo fatto vari fight, abbiamo Ah, fatto sì. a turni, ma questo è un Serve di problema. più. No, Serve di questo è un più. problema. Sì. Eh, li ha persi. Oh no. Affanculo, Goku. No. Aia. Vabbè, Goku, già sei morto 54 volte, fai 55 e siamo a posto così. Uh, grande. Ok, Vai. fermato. Qualcuno può spostare a go. Vai, vai. Vai col 3, vai col tango. Se allunga quel capello pazzo. Sì. Ok, e già così mo dovrebbe un attimino fargli qualcosina, almeno un poco. Vai, testa grande, vai. Ok. No, Piccolo Super Saiyan 3. cucciolo di Super Saiyan 3. È Un proprio cucciolino, così. è un cucciolino docile e tranquillo. Bastoncione. Va bene. Si va con la prossima. Si va con la prossima. Allora, giusto il tempo che cambio il titolo. Risveglio, risveglio. Un bel titolo. Chissà come finirà questa. Gianmarco, Ce ne mancano ancora ne due. mancano due, però risveglio. Ma Gianmarco. teoricamente si dovrebbe vedere due volte. Quindi Una Gianmarcone. versione a portare a casa e una versione per adulti. Gianmarcone. Quindi, vediamo un po'. Allora, episodio 18. Risveglio. Risveglione. San Marcone. Ok, allora. Ecco qua, rimetto la chat. Oh, i Regen! Aspetta, rimando il codice in chat. Aspetta, aspetta. Regen, sei arrivato nel momento migliore. Qui mo ci sono le botte. Sì. Quindi mo questa puntata, rispecchia il titolo, è canonica o no? No, anche Allora, no. rispetto a Daima è canonica, perché, Sega, al scusa, io ho solo cazzo. detto canonica. Noi stiamo vedendo Daima, è canonica con Daima. Ah.
Comunque è stato un gran bel fight, eh. Oh, È stata una puntata bella, fightino singolo, un po' di e poi fatto botte bene. su botte su Fatto botte. bene, gradevole. Ecco, allora, dove eravamo rimasti? Allora, Regan, che belle botte prima, mamma mia. Mo però si è incazzato. Si è incazzato. Adesso. Quando uno si incazza, poi è normale che diventi di livello 3. Però risveglio. Cosa si risveglierà? Chi lo sa? Allora, l'altra puntata le hai date tu, mo se permetti le do un attimo io. Un attimo il culo, poi vediamo un Mo attimo strana valutiamo. magia. Eccolo qua. Avviati i motori, azione. E questo l'hai E mo sentito. iniziamo a dare una... sì. Questo l'hai sentito finalmente. No. Un piccolo dente. Io sono 26 anni che non capisco se il Super Saiyan 3 mi fa cagare o no. Particolare, molto particolare. Io per esempio mi fa impazzire il Super Saiyan 3, mi piace molto. Però capisco il dubbio. Che guardi, una cosa familiare che è palesemente la stessa cosa Sì, ma è un diversa. po' strano, sì, Dici, che sì. cazzo sto guardando? No, 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 tu. Porta il biscottone. Togli il biscottone del Mossa del potenziamento. biscottone. Na 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 na. A posto, tornato. In che senso? Diventa Super Majin Buu. Mo diventa secco. Sta Sta solo incazzando. incarognito con i capelli più lunghi. Sì, Biscotto al cioccolato. Biscotto... mo quindi è più forte. e non ha le sopracciglia, non ci dimentichiamo anche questo dettaglio qui, eh. Aspetta. Che stai facendo? Copia da Goku e cerca di tirare fuori tutte le sue energie. Che cose? Ma che cose? Ma che cose? Ma perché? È Super Majin Buu di terzo livello. Ma che cose? Ma è bellissimo! Va bene. Va bene. È un Majin Buu di terzo livello, ok. Totalmente Vabbè, inaspettato! alla fine si è allungato un po' No, la testa. geniale per non me Bello. l'aspettavo proprio. Non ha fatto Super Du, ha fatto Majin Buu di terzo livello, va bene. Giustamente anche tu ti puoi potenziare. Quello si è Vabbè. allungato i capelli, me li allungo pure io. Il ragionamento Esatto. è semplice. Si è stancato. No, Ha finito la stamina. no. Manda altro biscotto, butta. Oh No! no! Lo volevo vedere combattere un altro po' Va così, bene, però. vabbè, c'è stato un Majin Buu di terzo livello. Uh, grande Tamakazzi. E già a questo punto, no. Vai, vai Vegeta. Cazzato? Cazzato. Vabbè, rompo tutto, faccio prima. Aglia.
Mm. Vegeta, il momento è questo. Fai pure tu la stessa cosa, l'ha fatto pure il Majin. Se esaurisce la stamina è un casino. No, è problema. No, preso proprio in pieno. Hai un insettino, qualcuno, Non fa una sonno, meccia, fa una Goku. magia. Dai. Ok, chi Vegeta, interviene adesso? Vegeta, Nessuno. C'è nessuno. Tutti a te. È finita. cos'è? Oh, bella sta palla. Goku, che ironia della E sorte. mo? Eh, Eccolo qua. È il Nonnino momento, Super più, è il aspetta. momento. Ecco. Lo sta facendo. Adesso sblocco tutto il tuo potenziale. Come già successo in passato, va bene. Oh, persona? No. No, Enzo non è persona. Eh, questo colore rossastro. Ok, sta ricercando nel Nel DNA dei sangue. Saiyan e lo sta potenziando e lo sta... Sfidanken. già così, subito. Pensavo a fine Vabbè, puntata. la coda è respawnata, vero? Ok. Pensavo non così all'inizio. Fallo vedere. Guardalo là. Ma allora è canonico! Per Esiste! Daima. Lascia stare. Sono dettagli questi, già, ma fallo vedere bene. Ha lanciato grande palla. No, grande palla lui adesso, frega cazzi. Finita. Ha preso grande palla. Aspetta, eccolo qua. Lui la blocca. Lui non è 3, è 4. Lui Sì, blocca. è incazzato nero. Questo è un piccolo Super Saiyan 4. È un piccolo cucciolo distruttore di universi a Sì, questo punto. è proprio Fallo lui. vedere. Sì, così. Eccolo qua. È lui. Con le manone. È da tanto Guarda che che... manone che c'ha. È da tanto che non ci vediamo, ma devo far finta che non ti conosco perché non ti ho mai visto, ma ti ho visto. Pure io avrei lasciato il passaggio prima grande scimmia e poi Super Saiyan 4, devo dire la verità. Qua per cui lo ottiene in maniera diversa, quindi ci può sta. Quindi diciamo ci sei arrivato perché ti hanno sbloccato il tuo potenziale. Sì, Quindi diciamo di base potrebbero arrivarci tutti i Saiyan. Ok, in mettiamola un così. certo senso. Allora è canonico. No, mannaggia la miseria, mannaggia. Dai, dai. E Dai, mo ti dai. pesto. No, che stai... togli sta cosa. Torna subito. Togli l'intermezzo. Ferma qua. Ok, adesso sì. Avanti. Ti blocco. Ti blocco. Sì. Ti Ecco, rompo. Ti andiamo. giro, ti spezzo, ti Sì. faccio tutto a questo Bong, punto. bang, bing, bung. Opla. Opla. Vegeta starà stamanizzando in questo momento che dice oh no, di nuovo. Ok, non del tutto invincibile, però ok.
Asset riciclato, ma va bene anche così. Tutti morti, è finita la serie. Oh, a fungere Ha sembrerebbe aver funzionato. punto, però lui è ancora in piedi. E comunque si è parato. Quindi mo Qualunque mossa ti fanno nella vita, tu proteggiti così se forte e pari vai, sì. tutto. No, pari tutto. Dobbiamo porre fine però, perché Si è se staccata la musica finisce... all'improvviso, Sì, pensavo si era staccato lo so. tutto. Valerio, che buffa. Ragazzi, io apprezzo. Comunque lui che loro un attimino così pure non è male. Vegeta, però, fra, collabora, ti voglio Dai, bene. Vegeta, fai pure tu, dai. Vegeta. Devi di muovere. Dove vai? Vegeta, Vegeta, fai il pirito sanguigno, dai. quantomeno trova la borsa degli insetti. Porca Finché la proprio miseria. non vuoi fare Fa niente. qualcosa. Ci stanno provando in tutte le maniere. Voglio un attacco invece di palline di energia, un attacco un po' più concentrato. Oh, Perché poi da solo ci deve andare lui per forza. è l'unico che fa l'effettivo del danno. Bello, uno rosso e uno blu, così ci sta. E questo l'hai sentito. Eh, Questo l'hai sentito. No, questo l'hai sentito bene. Ok, gli sono apparsi i danni, quindi già si è fatto qualcosa nell'effettivo. Vabbè. Tu sei convinto ancora di voler tradire dopo ma quello per che stai esempio, no, vedendo? Glorio, tu non potessi cacciare qualcosa, una trasformazione. No, Ma tanto l'ha detto, l'ha va! detto, l'ha detto. Ok. Vai, Junior e Però, Glorio, bella però, squadra, mi piace, però la caccio stanno pure un pochino tenendo. eh, Non più. non più. No, si è Esploso, rotto tutto, esploso, vabbè. esploso. Però l'hanno tenuta un pochino, eh. Glorio, io apprezzo il tentativo, però devi fare qualcosa in più. Ti devi svegliare. Kamehameha, cazzato nero. Ah, Di livello 4. livello Questa mo se ti 4. prendi, aspetta un attimo. Fatti prendere. Però è troppo vicino, come la spariamo? No, è arrivato prima il cazzottone. Io ne sono un po' civile, 7 freezer contro G. Poi, vabbè, Enzo non lo sa Io ancora, non esatto, posso ma però commentare questa cosa. sì, sì, Reagan. Che io... Oh Abbiamo no. subito sconfitta. Oh Lo no. zio? Oh no. Ma quindi Abbiamo... esce anche il 5? No. No, no. C'è un problema allora. Lo zio. C'è un problema grosso. Goku. Che è successo? Che cos'è questa luce? Ce l'aveva L'ha ancora tenuta? caricata. L'ha tenuta? Colpo di schiena. Non si è fatto né ha finto per farlo E basta avvicinare. sta barriera. Però aspetta, quello di prima l'hai parato, questo no. Questo mo te lo becchi, aspetta. Ma è là, testa sotto. Oh, No, questa non la pari. Questa non la pari. bella. Questa non l'hai parata del tutto, questo te la sei presa. Un po' di danno molte la devi avere. Però sei ancora vivo, non fate lo Ma sguardo. non Oh, puoi sarà buttare. morto? Sarà morto? No, è vivo. Non ci giriamo intorno. C'ha proprio quelle manone tozze. Va. C'ha proprio È manacce proprio. scimmia, proprio È una scimmia. scimmia. Non so se c'ha pure i piedi enormi, vero? Eh, No, Goku. era un attacco palla? Era Oh. l'occhio che si era un attimo ripreso. Che cazzo è? Una bolla. Una bolla. Scorreggiato, che ha fatto? Che sta combinando? Non ho capito.
Ma c'è l'occhio di Agamotto per caso tu? Oh. No, dai, non farmi la sfera che io mo restringo e morite tutti qua dentro Ah, è perché diventato ancora più grande, lo zio. questa è la versione grossa più grossa. Ma che faccio Duca? E mo come lo gli lo danneggi sto coso? No, c'è la soluzione. Glorio va a prendere gli oggetti per la fusione. Vegeta arriva un attimo allo stesso livello di E Goku. facciamo Gogeta. Fusione Gogeta Super Saiyan 4. No. Fatto. No, non è Gogeta. Perché questa è una fusione nuova. Quindi tu dovresti avere un altro nome. Che non sono né gli orecchini e né il ballo. Vegeku non esiste. Vegeku in realtà è, sì, è Vegito. Ah, vabbè, no, allora no. Quindi bisogna trovare un altro nome. Vabbè, nel caso, ecco qua. Che cosa hai fatto? Un selfie? Che cosa sta facendo? Gokueta. Gocheta. Goketa. Gocheta. No. Oh, Problema. l'ha debuffato. Problema. Ha tolto. Problema. Gli sta togliendo tutti i poteri. Glorio. Glorio? Glorio? Che cosa fa questo coso? Che cosa Questo è il telefono, questo qua. ma tanto Kill sta là. E tu collabori con quella, quindi sta là. Perché ti sta chiamando? Ma sta. Allora, c'è un attimo un problema. Non pensare a fare queste cose. È scaricato. Tolto tutto. L'ha scaricato completamente. E mo... Ci pensa lui. Ci pensa lui. Non colpirlo alle spalle. No. Dammi le sfere. E lui giustamente è buono, gliele dà, si fida. Ma non puoi prendere e te ne vai e ti togli da là per farlo in tutta tranquillità. Sai com'è? Sei a due passi dal nemico. Si chiama sempre Polunga. Ok, perfetto. Glorio, tira un attimo fuori gli atti bruti e dici non no. è più molto sicuro. No. Mi fa piacere, Glorio, che forse non sei proprio un merdone. Glorio, dai, rifletti. Rifletti alla situazione, rifletti sulla situazione, su tutto quello che sta succedendo. Non credo, Reagan, non penso. Sarebbe un bel colpo di scena, però. Dov'è il Magin livello 3? Dov'è? Dategli un biscotto. Glorio, se vai là a prenderti la prima, sei... No, Glorio, ne capite niente Però allora. Scusami. il desiderio lo deve esprimere Glorio, perché lui sa il Namecciano. Quindi può anche... Potrebbe Ma gli fa forse recuperare l'energia a Goku, allora. Popelito paro. Esatto, sempre quella è. Fai vedere il polungone? È sempre polungata adeguata a quello di Namek? O è diverso? È lui o non è lui? Certo che è lui. Mostra un po'. È rosso, è polunga rosso. Oh! È polunga... Oh! Sei bello, Oh. sei! Oh! Sei Polungone bello! rosso! Bello! Sei proprio Come bello! il drago Sherron rosso di GT che trasforma Goku e gli altri in bambini. Allora è canonico o non è canonico? Ma voi mi volete mandare al manicomio? Vabbè, Lui è molto bello, molto bello, sì, polunga molto rosso è bello. Ciao Uè, Peppino. Peppino! Ciao Peppino, stiamo vedendo Dragon Ball. Glorio, fai la giocata, Glorione. Dici, fai recuperare Goku, dai. Legge, tu non hai fatto niente fino a mo'. No, Giuseppe, recuperatela perché si guarda con piacere. Merita. Sì. Oh.
Oi, 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 oi. Oh, allora, qual è mo il desiderio? Fai andare Aspetta l'Avellino però. in Serie A. No. Oh, Polunga Shiny, sì, Pumma. effettivamente sì. No, Ok, Polunga non quindi puoi è andare contro forte. il drago. Non ci puoi Polunga è andare. forte, ok. No, non ci puoi andare contro. Non Ok. ci puoi andare contro. Eh, certo. Dove in realtà nella prima serie di Dragon Ball Mm. il grande mago piccolo uccide Sherron. Mm. Quindi teoricamente non è che sono proprio. Ah, beh, in questo caso lui comunque è più forte. Questo Punto. sì, Io sì, lui è con una mano forte. ti schiaccio, non mi È interessa. forte, è Ok. Polungone. Peltotep. Tari. Questa parola. Di Goku alla fine. Tela. Shieldop sei ma Shieldop si è bambino, capito? incazzato. Si è Shieldop. incazzato. Ah, Si è incazzato. Shieldop. Si è offeso. Si è offeso. Ti fa muovere un po' cappa lunga, No, no, lui Sei fa i raggi, paralizzato, fa le cose. Lui è Drago Supremo che esprime i desideri, non sa da muovere. Lui fa. poi li fai tornare grandi, vero? Glorio, Glorio, hai fatto la cosa giusta, Glorio. Li fatti tornare normali? No. Allora, però, però, aspetta, non si può fare questo. Scusatemi. No, almeno alla fine. Vabbè, Almeno alla fine, dai, 2 secondi. Fai vedere un attimo. dai, sono tornati grandi, dai, Sono tornati grandi. dai. Quindi lui mo adesso 4 grande? E vorrei vedere anche Vegeta 3 grande, o anche 4 grande nel caso, Ok, se va può bene, farlo. va bene. Anche se Continuo a ridire dopo ogni puntata e penso che Gianmarco è d'accordo con me. Tutti quei commenti e quelle cose che abbiamo visto pure a volte in va sé dove bene, faceva schifo va la bene. merda e ci si lamentava. Ma di cosa? Non è la Non prima serie sto... di Dragon Ball, non è Z, però. Calcolando il percorso di Dragon Ball, lo sto vedendo un prodotto completo, divertente, con tutti gli elementi cardine e a cui noi siamo abituati e che amiamo. C'è Fatto tutto. così, tranquillo, con una trama semplice, bello e divertente. Ma io sentivo proprio che faceva schifo alla merda da evitare come la peste. Ma parlano poco Tradimento. esagerato. E non ce lo fa vedere. Tradimento, Però tacci tu. tradimento, dai, tradimento, sì. Va bene, Vabbè, va bene. è andata così. Ragazzi, Keep try. Ti va? allora, stavolta non mi faccio fregare e tolgo io il timer così. Ecco qua, tutto libero. Cambio un attimo la categoria su Twitch. Ok, questo lo rimettiamo qua, questo lo rimettiamo qua. Però comunque sempre bella puntata. Poi soprattutto questo, madonna mia. Quante cazzo di botte. Allora. L'ultima cosa da fare è questa. Ok. Allora rimetto la chat. Allora. Ci stiamo avvicinando. Ce la stiamo facendo. Ci stiamo riuscendo. Qui non c'è nessun extra che non abbiamo mai visto. Niente. Allora, continuiamo. Dove eravamo rimasti l'altra volta? Sai che non lo ricordo? Noi dovevamo andare in montagna. Ah no, devi andare a Vinga, volevi andare. Noi dobbiamo andare qua, aspetta. Carlo. No, aspetta, aspetta. Aspetta. Tu mi avevi detto che volevi andare a vedere il punto di domanda a Vinga. Siamo andati ed era il faro. Sì, 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 era il faro l'altra volta. Siamo andati. No, a questo punto noi dobbiamo andare in montagna. Qua c'era una cosa che si era sbagliata. No, era la run precedente, mi sto confondendo io. Allora, a questo punto noi dobbiamo continuare per andare in montagna di qua. Soldi ce li abbiamo, vabbè che abbiamo fatto la telefonata, quindi nessun problema. Dobbiamo andare semplicemente di qua. E ci mancano sempre gli altri 2 punti da fare.
La corsa è un problema. Pausa pipì. Avevamo ancora la bambina, me ne ero dimenticato. Era la run della festa. L'altra volta, quella che abbiamo finito. Qua questa è quella là dove proviamo ad andare in montagna, perché uno degli obiettivi che abbiamo visto nel menu principale è in cima al mondo. Visto che c'è la montagna dove poter andare, c'è un punto esclamativo, pensiamo che forse uno dei finali sia lì. Poi abbiamo comunque ancora da esplorare tutta la zona a destra della mappa, le zone desertiche, e vedere se si trova qualche altra cosa, più completare le quest degli autostoppisti. Poi iniziamo a tempestare gli sviluppatori chiedendo un DLC che uno compra con piacere. Keep Driving 2 con immenso piacere ancora di più. Magari. Allora, oddio, falene. Cazzo, ne sono pure un bel po'. Allora, facciamo uno qua. Ok. La foresta ti ispira. Più che altro la foresta ci ha fatto cagare sotto. Però va bene anche così. Allora. Sente, siamo tristi e non possiamo fare il turno extra. Tanto quei soldi siamo messi bene, dobbiamo fare solo benzina. Il problema resta la corsa. Dobbiamo preparare per bene, potenziare le abilità e arrivare là belli super carichi, fullati e con tutti gli oggetti potenziati e con tutti gli status positivi possibili, immaginabili e che dobbiamo ancora scoprire. Un cervo, ok. Oh. Salve. Non vi muovete così? Grazie, gioco, gentilissimo. Allora, 2. Un po' di danni all'energia. Dai che già ce l'ho pronto. Un altro danno all'energia, ma per forza. C'è niente con cui ci possiamo togliere la tristezza? Allora. Vediamo un po' cosa ci abbiamo in auto. Oh no, perché? Perché questa cosa? Quale combo ho sbagliato? C'è un problema. C'è un problema. Vabbè, vabbè. Quando siamo arrivati in città e dormiamo. Allora, mettiamo pure un po' di musica. A posto. Tanto dovremmo essere pure arrivati. E difatti. A sto punto, visto che c'è l'ostello, qui c'è l'ostello, negozio d'auto che è sempre aperto. Uno di questi. Si dorme fino a notte, così ci fulliamo, recuperiamo tutti gli status, abbiamo anche fame e tutto sistemato. Siamo spaventati, anzi siamo stressati, sporchi e puzzolenti, però siamo felici. Allora, per la sporcizia abbiamo questo. Per l'altro possiamo fare un po' suonare? Non si toglie lo stress? Niente, ci ho provato, va bene. Allora, a sto punto la foresta non la esploriamo. Dobbiamo fare 1, 2, 3 step. Ce ne andiamo qua in città.
cioè in città, sempre in paesini nascosti e speriamo con cose utili per noi, però dovremmo farcela per come siamo messi. Regen, mentre viaggiamo, cosa si dice? Come stanno andando queste giornate? Una volta tanto che riusciamo a fare un fine run tranquillo e senza problemi. Non abbiamo alcolici in macchina, non abbiamo droghe, non abbiamo niente, quindi è fatta. Non può succedere niente. Tutto perfettamente a posto. Noi non abbiamo altri alcolici. No, non abbiamo niente. Abbiamo un coltello, abbiamo delle bacche. A posto. Della splendida monotonia. Va bene. L'importante è che non succedano cazzi. Già questo... E piove tutta la settimana. Sì, effettivamente il tempo continua a sfracannarci i coglioni e non la smette. Non... niente. Rally, eccolo. È arrivato, salve. Eccolo là. Allora ci abbiamo provato l'altra volta e non c'è riuscito. Niente. Noi adesso finiamo sta run, dobbiamo arrivare in montagna e poi ricominciamo quella lì. Allora, macchina abbandonata. Cosa ci toglie? Tutto bene anche a lei, signor Francesco? 2. Però siamo happy, quindi abbiamo gli status. Posto. Francesco, tutto bene? Allora, tanica di benzina. Ok. Un po' di scraps. Lo standard spoiler. 1 meno di durabilità in autostrada. No, sono morto. Ah, Perché sei morto? Cos'è successo? mi spiace, Francesco. Oggi I per funerali quando... almeno fateci sapere così qualcosa. veniamo. Tutto per il nostro amico morto. Cioè quello pur di non venire al Comic Con si farebbe ammazzare. Vabbè, vabbè. Vabbè. Preferirebbe morire piuttosto che vederci. Mamma mia. Benzina adesso ce l'ho, però no, questo no. Tank da sorte. Lo sangue torto. Abbiamo questi due. E poi facciamo i singoli quelli là. Non voglio spendere troppo in benzina. Lui è Francesco. Francesco. Si chiama proprio Francesco. Basta con sto freddo, caldo, vento, pioggia, temporali, terremoti anche in alcuni momenti. Basta, veramente basta. Siamo a marzo. Ma Basta. Marzo, fai questi ultimi 6 giorni, 5 quando ti vedo. Oh, sì. Tutto poi non vai. capo cazzo perché anche basta ad un certo Così punto. viene. Ah, comunque qualcuno mi ha iniziato già a fare. Ah, ciao Marco. Per il compleanno che cosa vuoi? Che c'ho io. C'ho io. E quello è quel faccio io che a volte, capito? Monster Hunter. Che cinta. Hai visto il video dell'aggiornamento? Cosa ne pensi? Ti è piaciuto? Sì, ne abbiamo parlato prima, me l'ha raccontato lui. Io a marzo dell'anno scorso stavo a maniche corte. Anche. Niente, proprio non si decide proprio. Lui è rimasto molto contento. Ok, mi fa piacere. Anche a me è piaciuto molto. Infatti era bello carico quando mi ha raccontato. Ah, vabbè. Gianmarco, che cosa vuoi? Gianmarco? Allora, la nonna sta morendo di nuovo. A morire. Ormai un PC, Gianmarco. Un semplice PC da 5.000 euro. Gianmarco. Allora, lui qua non lo possiamo fare a Non so se questo hai punto. capito a chi mi riferisco, però sto cercando. C'ho un Mi sospetto. tengo vago. No, io c'ho un sospetto. Ok. Penso qualcosa, però capito, non voglio... Sto cercando di essere il più vago possibile. Potrebbe essere Claudio Amendola? Oh. A sto punto. Comunque la benzina la stiamo finendo. Abbiamo fatto il pieno. A sto punto, questo qua si vende, questo si vende, questo si vende, questo si vede e questo si vede. Cos'è? Una camera?
Sì, ho cercato anche io di capire un attimino cosa fosse, ma non... Cos'è? Una capra, che verso era? Ma perché ci viene sempre il mal di testa? Stai recuperando Hollow Knight. Mandato importante su WhatsApp. Stavo vedendo che mi hai mandato un messaggio, quindi ho detto che... Cosa manca? Che cos'è? Cos'è, un avversario che ti sei trovato online su Tokyo? Vento di Napoli. Figo. Vabbè. C'è un giocatore online o è un personaggio di trama? Mettiamola così. Regan sta Oh. recuperando Hollow Knight. Grande. Ah, un Ah, NPC ufficiale. minchia, Vabbè. a posto, a posto. Regan, spero che a te stia piacendo perché a me ha fatto cacare Hollow Knight. Non mi sono divertito, solo che poi non ho approfondito tutti i finali. Un po' me ne dispiaccio. Sì. Però mi ha molto divertito, starei aspettando. Però uno aspetta. Poi non ti fai sentire. Scusami. Almeno un trailer nuovo, qualcosina. Allora, c'è un autostoppista. Devi stare appresso tanto, sì, è vero. Io sono riuscito ad ottenere un paio di finali, poi dovetti partire per l'estate se non mi sbaglio, quindi tornati a settembre riprendere la mano su tutto, no, sarebbe stato un pochettino un problema. Io dalle vecchie live devo ancora finire di fare Blasphemous 2 più il nuovo aggiornamento che uscì. E all'inizio soprattutto, Regen, facevo le live il pomeriggio solo con titoli così. Fallen Tree. Di notte. Dai che dobbiamo solo arrivare là, dai. Dai che è fattibile. Ma quindi la nostra questa principale qual è? Dobbiamo arrivare adesso in montagna. Ok, andiamo in montagna. E vedere un attimino. Ok, a posto. Ah, cioè sì, bello proprio e da alcune fight belle rompicoglioni, però gran bel gioco. Penso che uscirà un 3 secondo me. Spero più che altro. Portai loro due. Uno di cui non mi ricordo il titolo, ma era molto simpatico. Non ho quale dici tu. Blood of Fate era una cosa del genere? No. È stato proprio il primo titolo che ho portato in live ed era un titolo con un nome particolare che mo non mi ricordo, però sempre a tema sangue e cose così. Era col Metroidvania sempre. Sì. Col gancio. Con la villa, col gancio e tutto. Si chiamava tipo Blood of Fate, una cosa del genere, così. Ah, Toy Story 3. No, Toy Story 3 è un'altra cosa. Ci assomiglia, sembra, se lo guardi un attimo. Sì, però non è lui. Allora, per la fame, patanelle, aspirina per il mal di testa, un po' di carte puces. Non c'è carta puces, però mettiamo nastro bioisolante cellulosa che non permette la duplicazione. Questo non ci serve, sigarette non ci servono. Un omaggio, mettiamola così. Allora, tu cosa vendi? Ma tu sei un prete che c'hai una cosa tutta nera e c'hai giusto 2 pixel bianchi qua? Sei un prete? Un pedofilo. Penso. Ti ricordo che nell'ultima persona in cui ho detto questa cosa ci sono andato vicino però, un accenno c'era. Allora, tu avevi dei pregiudizi dal primo momento che l'hai visto. Ricordiamoci sta cosa qua, senza sapere niente. Tu hai visto questo personaggio e hai detto tu sei una merda. No, hai sbagliato. Ah, io ne ho visti due e ho detto questo puzza e lui è uno stronzo pedofilo. Allora vi dico solo prima di iniziare la live, visto che pure per spoiler, perché si sta recuperando le live di Persona 5, è uscito uno dei personaggi come possibile personaggio pullabile su Persona 5X. Ci abbiamo provato l'altra volta a pullarlo in tutti i modi, niente, ho consumato tutte le risorse ottenibili e immaginabili.
avendo giocato un attimino in questi giorni e completando gli eventi, sono riuscito a racimolare qualcosina. Ho preso un pacchettino da 7 euro per avere 10 carte in più. È arrivato Gianmarco, gli ho detto semplicemente: Gianmarco, cortesemente, tu che... Lui è il cucciolo sculato della compagnia, quando c'è da pullare qualcosa in qualche gioco o fare qualcosa a tema fortuna, deve andare Gianmarco, subito. Noi abbiamo la tradizione di dare un nome poco prima di firmare sul contratto per fare la pullatina. Ho fatto scegliere tutto a lui e ho lasciato a lui piena libertà di parola. Abbiamo fatto la pullatina. Non solo mi è uscito il personaggio che mi serviva, ma è uscito proprio come prima chiamata. Io ho detto: Giamma, ti prego, mi serve lui. Pullata, primo personaggio, ecco, tieni, detta a Fatto. posto. Oh, tu me l'hai chiesto e io l'ho fatto. Però troppo rapidità, hai capito? Non è colpa mia. Che poi non aveva visto neanche il foglio con l'animazione, quella un pochettino più particolare, però poi è uscito subito dopo, quindi... Vabbè. Ha fatto un attimo, un po'... c'è qualcuno... Guarda, potrebbe essere... Regen è chiunque. stata assurda come cosa, ma non è... Io gliel'ho detto prima, io metà all'incirca dei personaggi di Persona 5X, se non fosse per Gianmarco, io non ce li avrei. Niente. Io faccio il possibile, ragazzi. No, io pullo poco, ma faccio pullare nei momenti importanti a chi conta e funziona. La tecnica funziona. Allora, usiamo un po' di spray qui. Uno, c'è Safani, tutto questo, C'è sono fani? c'è fine, per cazzo di guaio. Allora, Francesci, ci sei ancora? problema. Devo farti una domanda. Pippo Baudo, è capellone, Non voglio vedere. non è quello. Vediamo se c'è ancora o se c'ha già preso. Brutta situa, però aspetta. No, Questo, dai. facciamo uno. Grazie Francesco che ci sei Sempre molto gentile, Francesco. ci sei sempre per noi. Te ne sei già andato senza dire niente. Vabbè. No, starà facendo Monster Hunter e sta facendo una caccia. Sì, Aspetta. Lo vuoi sgamare? Sgamiamolo, aspetta. Sta facendo le corse con le macchine. Sta facendo una corsa e non Ma risponde. sta in corsa, vabbè. Ah, Ma invece se hai sentito comunque quando puoi rispondere fammi sapere. Che ti devo vedere sta cosa. per questo ci ha mandato la foto prima, giustamente. Perfetto. Ah, ok, lui Celentano. Salve, Celentano. Celentano, non in questa run. Non qui, non adesso. Adriano, un'altra volta. No, il Cobra lo voglio vedere. Cobra lo andiamo a vedere. Magari l'altro finale è il Cobra. A proposito di Cobra, l'altra sera mentre lavoravo, Sì. così ero su Netflix, non sapevo che vedere, ho rimesso Karate Kid, proprio, no, la serie, proprio Karate Kid 1, me li sto rivedendo un pochettino Bravo, piano sì. piano. Tanto noi tra un po' Salve. dobbiamo ritornare al cinema, da sì. Sì. Allora, noi prima di andare in montagna mangiamo, casomai ci si deve muovere o abbiamo energie da recuperare. Salve. New Journey, The Mountain. Allora, ecco, non finisce qua. Inizia qua. Quindi noi adesso stiamo iniziando la run. Allora, salve amanti della natura. È questa la chiamata per la libertà? Volete sentire un po' d'aria fresca al di sopra delle nuvole? O semplicemente volete un momento di pace osservando grandi montagne e vasti spazi incontaminati? Bene, completate la quest. Allora, come completiamo la quest? Ottieni del jerrycan, ottieni un toolbox e scala la montagna. Oh, aspetta, Gianmarco. Ma è una spirale. È un percorso lungo, Lozzi. Questo ci vorrà un... Mezz'ora d'auto, madonna mia. Allora ragazzi, il piano è appena cambiato. Io pensavo che finiva, in realtà noi adesso stiamo iniziando. Allora, innanzitutto, quanto tempo ci abbiamo per farla?
Abbandonatelo MTA bot di Undertale. Qui adesso sono cazzi. Come stai tu, Settone? Tutto bene? Buonasera, Cettone. Quanto ci vuole allora così? Ci vuole 38 minuti e 30. Questo No, saranno... Quando scade? Quando scade? Non dovrebbe avere scadenza, che non la sto trovando. Qui c'è, è il segnalino viola. Questa non c'è, questa non c'è. Va il mese dopo? Non ha scadenza. Ci possiamo preparare per tutto il tempo che vogliamo. Voi che raccontate, ragazzi? Allora, io intanto vedo un attimo di capire qua che cosa cazzo Serve il dobbiamo pieno, fare. Sì, sicuro vi serve il pieno. Allora serve il pieno, aggiustare macchina, servono soldi, serve cibo, servono gli oggetti che ci ha chiesto, ci serve tanto da mangiare in auto, che giustamente andiamo in montagna, quindi direi un cartone di pizza si porta. Qui c'è l'ostello, caffè pub per delle quest. Allora sì, non avendo limiti di tempo, andiamo in un posto dove stanno dei lavori e farmiamo. Ecco qua, trovato. Allora, Amico. noi scendiamo qua, tanto ce la facciamo. Oi, quello, grazie mille per la sub, buona sedia. Sedia cittadini del continente europeo, grazie anche a lei. Grazie. Facciamo il saluto della regina. Comunque, Grazie mille, A quello. noi tutto a posto, senti, comunque, speriamo anche a te. Senti, più che altro stavamo facendo un fine run tranquillo, eravamo convinti che il gioco finisse qui. Sei arrivato tu e appena iniziata la run. Cosa totalmente inaspettata, quindi ora iniziano i gran Mamma mia, cazzis. Questi mi sa che sono i finali più difficili da fare. E li facciamo. Cioè, per... Forza. Possiamo andare di qua, scendere a Medopki, Sì. Midcopi, e Grande ci sono sedia, lavori. questa. Porto... No, quello non mica porti sfiga, siamo noi che non ci abbiamo... No, quello tu vai tranquillo, anzi ci gasiamo quando sono cose così difficili da fare. Mettiamo. Mo' vediamo come dobbiamo fare, tanto non abbiamo neanche il limite di tempo. Quindi sarà solo un percorso lungo da fare in auto e resistere il più possibile, anche perché i percorsi che facciamo finora ci vogliono comunque 4 minuti e 45. Ci vuole relativamente poco. E so qua dura un bel po'. Poi il Setti riconosce le sue abilità, però Setti lo fa perché ci vuole spronare a migliorare. Giustamente ci ha visto che stavamo in un fine run tranquillo, ha detto no, aspetta, mo gliela movimento io. Quindi adesso indietro di là non ci conviene da andare, di qua 93 col thrift store. Di qua Siamo noi. è la somma che fa il totale. Questo gas, saz, no, già, andiamo di qua. Allora, The Mountains, devi aspettare un attimo, quindi ci fulliamo di benzina e già abbiamo risolto un primo problema. Tu qui dentro cosa hai? Ah, comunque se ti può far ridere è sceso a 1.9 Biancaneve. Dragon Ball Evolution sta a 2.5. Signori, Io sto vedendo un paio di recensioni, sto vedendo dei dettagli, mamma mia. allora, Come ma come si secondo fa? me, Come si fa? sotto Come si fa? Dragon Ball Evolution non ci può stare Biancaneve. Per No, me questa già, cosa già non ha senso. no, già, lo zio. mamma mia. Lo zio. Mamma mia. Dragon Ball Evolution è tutto quello che non doveva. Non c'è stata una cosa giusta. Cioè, Marco, una. stesso ragionamento, tu prendi Biancaneve e non ci azzecca assolutamente niente. E io qua ti volevo fregare. La regina cattiva è tosta, No, come è giusto che sia. Almeno Dragon quello Ball non sì. c'ha manco quello, Dragon Ball Evolution. Madonna mia. Junior è un alieno Ho qualunque. visto la recensione di Victor Laszlo stamattina. Madonna mia, mamma mia dell'addolorata incoronata. Mamma mia. Ma io avevo capito che c'erano dei problemi, ma non così. No, ma dai. Ma su. Mo il Jerry Can là, cioè come cazzo si Allora, chiama? il Jerry Can sarà cibo in scatola, secondo me, quindi dobbiamo tornare comunque indietro. Sono d'accordo, Setti. Però Dragon Ball Evolution è proprio peggio. Aia. Addirittura. Allora, ho sentito pure di sta cosa qua che... Vabbè, Gal Gadot quello che fa bene, quindi non ci sono problemi. Basta che non riesce. Ma Biancaneve si stanno lamentando tutti anche della recitazione.
io poi ho visto un video prima che andassimo in live, quindi penso che sia forse una notizia di oggi che era uscita una mezz'oretta fa. Sto canale che seguo è piuttosto aggiornato e rapido su ste cose. Sembra che per come sta andando il box office e cose varie, non mi ricordo neanche il nome dell'attrice, ragazzi, scusatemi, ma... Fermo. Reagan è andato a vederlo con la nipotina. Oh no, Reghe. Reagan, Oh dici la no, tua. Reghe. Tu l'hai visto, quindi tu come nessuno qua in mezzo ci può dire la Disney l'ha licenziata e lei sta facendo ferro e fuoco perché non la puoi non si può licenziare lei. Ecco, appunto. Cagna maledetta. Incazzato nero. Beh. Quindi tu c'hai un film, no? Dove si chiama in un modo, quindi tu ti aspetti, non dico il rifacimento uno ad uno della versione classica Disney, ma una riproposizione dell'opera classica di Biancaneve a tema Disney rifatto in modo cinematografico. Guarda che strozzo. Sembra una presa dalla strada. Quindi tu già un'opera dove, e non è per fare razzismo quello che sto per dire, e spero che mi capirete senza problemi, ma se tu c'hai un bel libro dove è scritto che Biancaneve era una ragazzina bella, soffice e bianca come la neve, da cui il titolo dell'opera stessa, quindi uno non ci stesse ma un attimo a pensare, e assumi certe attrici perché ti viene detto che le devi assumere perché lasciamo spazio all'immaginazione, quindi tu già metti un'attrice che ho sentito addirittura che nei musical, nelle parti cantate, era anche forte, ma sto film oltre ad avere delle canzoni a quanto pare gnegne, pure la recitazione e il canto non è che siano andati un bijou. Quindi dico io, Disney che cazzo è pigliato a fare a questa attrice? E questo è il primo problema. Poi c'è una bella storia, una storia d'amore, una storia su come anche una ragazzina che scappa dalla matrigna cattiva può trovare degli amici in un luogo inesplorato, trovi dei nanetti che ti aiutano a risollevarti e poi tu ti fai fare la strega che ti mangia la mela, questo è un altro discorso, trovi l'amore, il principe ti salva e vissero tutti felici e contenti. Bella favola. Poi tranquillo, sistemata. Per forza. I nani non si chiamano nani, non si possono chiamare nani, si chiamano creature magiche. Creature magiche. E Esatto, vabbè, senti, questa è proprio è la cosa probabilmente a cui meno io bella... ho pensato. Sì, vabbè, vabbè. Sì. Quindi già pure questo è un'altra cosa che mettiamo... Lo voi dite specchio tutte le cose. di vista, cioè lo specchio è cieco. Vabbè. Quindi tu già che l'opera originale si chiama Biancaneve e i sette nani e tu non metti nani perché giustamente, ragazzi, non bisogna offendere le persone. Tu non puoi offendere delle persone che sono affette da patologie che li rendono dei nani. Mi sembra giusto. Poi però sono loro stessi che dicono Mi sembra giusto. Però a logica, no? Ho letto anche la battuta, l'intervista che è stato fatto all'attore che recita in Game of Thrones. Peter Dinklage. Esatto. Vabbè. Io mi trovo perfettamente col suo ragionamento. Disney, 2 punti. Ma così, 2 punti, Io sono una persona affetta da questa patologia e sono anche un attore. Il film si chiama Biancaneve e i sette nani. Io conosco altre persone che fanno gli attori e hanno questa cosa. Perché sangue della miseria devi fare quegli esseri in computer grafica che... Ma prendi delle persone, degli attori e gli fai fare i nani. Ma per me ci poteva stare pure John Cena a fare la strega. Ma a sto punto se devi fare una cosa bella, divertente per tutti. No. E togliamo pure il discorso dei nani che in una scena ho sentito poi e Reagan può confermare appare in un altro momento una persona comunque nana e viene spiegato il perché comunque c'è la differenza, quelle sono creature magiche, non sono nani, quella persona è affetta da nanismo. Questa cosa non si è capito perché per un attore in un'altra scena è stato preso, per i nani no. Computer grafico. Perché devi parare il culo. Questo ora non lo sappiamo. Poi c'è la questione più bella e esilarante di tutte, secondo me. Uno dei motivi principali per cui è stato pubblicizzato il film, anche in parecchie situazioni,
che Biancaneve in questo film non ha bisogno del principe, No. perché lei in realtà sa di poter diventare la leader che sa di poter essere. Lei lo sa dall'inizio del film, lei già sa. Quindi il principe non serve. Il principe non è il principe, ma è il solito brigantello Da un strapazzo. po' così che giustamente la protagonista deve essere Biancaneve, quindi in questo caso la controparte maschile la mandi nelle cucine a rubare le patate, perché mi sembra giusto. Guarda tutto papà, a me da te non piace, accanto a quella del maggiore minchia, una pure ormai è... C'è un problema grosso quando un caterpillar... Siamo senza gas. Sì, allora aspetta, fermi tutti. Fermi tutti. Fermi tutti. Giusto, ne siamo... Ah! Ah! Aspetta un attimo. Non... Gioco. Gioco, siamo vicini alla città, però non abbiamo i soldi per la benzina. Se non chiami la venda. Se premi, che succede se premi la taglia? No, non c'è i soldi. Niente, tocca chiamare. Cioè, la run stava andando bene, abbiamo iniziato a parlare di Biancaneve. Mannaggia la miseria. Mannaggia la miseria. Non abbiamo più niente, benzina non ne abbiamo, è appresso. Ce n'è ancora? No, più. Allora, Dai, aspetta, volevo vedere la mappa. E quanto siamo lontani? Allora, se arriviamo qua siamo salvi. Infatti ho usato il condizionale. Se arriviamo qua. Allora. Male, sì. Allora. Dai, so che mo state là come i gufetti per vedere se perdiamo. Dai, puntate. Siete uomini o caporali. Puntate. Io dovevo anche dormire, porca la miseria. No, vedete, sono arrivato dai. No, grazie. No, Regen, non posso farlo. come se avessimo accettato. Guarda, vai tranquillo. Quando esce su Disney Plus, provo a dare un'occhiata a qualche scena skippando. Con un occhio metà chiuso e metà aperto. L'altro occhio completamente chiuso. Allora. E uno ce lo siamo levati dalle palle. Allora. L'importante è coprirci contro la benzina che sta per finire. Allora. Quanto lontano andremmo? Ci ha dato un pochino di benzina. Che culo. Zitto. Ho messo tutto su sì. Zitto, arcobaleno. Che bello l'arcobaleno. Che bellezze. Allora. Ne dobbiamo assolutamente riposare. Potevi uscire così, però aspetta. Allora. Numero 1. Dai, comunque qualcosa, così. Ci siamo tolti tutti quelli che ci facevano danno più la benzina. No, se mi fai perdere i punti mi incazzo. Allora ragazzi, io mi sto concentrando il più possibile. Non si vede, ma c'ho il culo stretto così. E un altro ce l'abbiamo fatto. Ora, dove siamo? Siamo. Oh sì. Va bene. Allora. Lesson number 1. Che cazzo ci serve per la quest? Jerrycan. Allora. Noi ancora da qui... stiamo fino alla mezza più o meno, setti. Sì, solito orario. Hai finito tutti i punti, Reagan l'altra volta ha perso tutti i punti. Allora, questo blocco lo abbiamo passato, quindi visto che dura fino alla fine della live, io lo tengo attivo, quindi i punti sono là. Io posso, adesso no, volendomi divertire, potrei prendere un sacco di soldi qua, andare in città, bere l'impossibile, andare in strada, perdere la run e far perdere tutti i soldi al re. Io dopo ti ammazzo tutti i io, punti, però. no soldi, punti. Cioè, ti ammazzo io per re. No, questa mo va fatta.
Noi dobbiamo innanzitutto... 24 ore per 45, però. Allora, aspetta. Innanzitutto, mangia bacca e togli energia lì. Poi, riposino no, ci conviene farlo Io ho dopo. puntato no, ne godo. Loggi, ma non ci sono limiti di tempo. Infatti no, Ma che ce ne fu? non ce l'abbiamo. Ma stiamo a fare i soliti problemi di tempo. Mo' ci servono soldi e ci dobbiamo rifullare di tutto. Quindi, è a posto. Grazie Questo è mille. buono. Ecco qua, così risparmiamo pure un pochettino di Raga, cose. ditemi cosa devo votare. No, quello devi scegliere tu. Quello, tu sei libero di scegliere, tanto hai visto che comunque possono cambiare le run all'improvviso, quindi tu vai a sentimento, segui il cuore delle carte. No. Questa è la Allora, tua carta, Sakura. riposino, così recuperiamo pure le skill e non abbiamo problemi a viaggiare, che il problema è nato che non ho riposato prima di ripartire, proprio per sta cosa di andare di fretta, ma visto che non ci sono limiti di tempo... Allora, non abbiamo caffè, non abbiamo niente, abbiamo fatto tutti i lavori, ci si fulla di benzina. A questo punto facciamo il pieno 40 e 50 e via. Poi facciamo anche riparare tutta l'auto 27, così qua siamo a posto. Shop, io in montagna una corda me la porterei. Prenderei anche un altro toolbox perché viaggiando in montagna è facile che si possa rompere l'auto facilmente. Allora, giochiamocela di intelligenza. È la strada Rogue. Ok, giustamente a strada un pochettino più particolare. Quindi, allora, ecco qua. Le auto le ruote da rally. Un Rogue Roads rimuovi uno di durabilità come pericolo. Noi adesso abbiamo quelle che ci fanno guadagnare un'armatura. Ci poteva, comunque la vecchia stronza ci poteva lasciare qualche soldo oltre la baracca nel nulla. Effettivamente. Però, altre parti no. Questo che fa? Aspetta, per gli eventi di notte là. Andiamo avanti, abbiamo questo, ma servirebbe l'altro, quindi dobbiamo conservarci i soldi per andare in città. Allora, Jellycan, vediamo se c'è qui in mezzo. Allora, intanto ci prendiamo pure un caffè, due caffè. Ecco qua. Ah, ok. Porta una tanica di benzina e un kit. Ah, Quindi se adesso facciamo così, noi virtualmente ok. già siamo pronti. Ok, allora a questo punto... Oddio, quello virtualmente potremmo partire pure da qui. Ci carichiamo di roba. Allora, facciamo così. Questo si vende. Questi ce li teniamo. Questi due qua. Succo di frutta. Uno lo mettiamo in auto e qua compriamo. No, visto che è molta durabilità, forse è meglio tenere questo, posare questo qui e prendere addirittura un altro di questo per stare più tranquilli. Panino. No, va bene così. Eh, questi no. Facciamo così per l'energia. Possiamo partire pure adesso. Ci possiamo provare pure adesso. Più che altro le skill dobbiamo vedere. C'è pure un po' di punti, c'hai. No, 14 punti. Mm. Allora, quella buona... Ok.
da 1 a 6. Mano, raccontami un po' com'è stata la tua giornata oggi. Perfetto. E il setti? Allora, Questo qua, questo qua. allora, senti, che ho fatto oggi? Ho dormito stanotte, ringraziando a Dio, ho dormito più di 4 ore. E ci ho riposato, ho giocato un po' a Yakuza Pirates stamattina. E Mm, non è detto ok. gulo, buono. Non è male questo con le armature, è tutta una bella combo. Poi alle 3:30 sono andato al lavoro, ho fatto mezza giornata fino alle 7:30. Mi sono rotto il culo. Ok, vabbè, È c'è arrivata una marea di roba. roba, a un certo punto non capivo che stesse succedendo, però va bene. 5 punti. E niente, poi sono mangiato e sono arrivato qua. Tanto io non posso giocarci. Perché io faccio un po' di Monster Hunter e un po' di Yakuzoide. Per forza, Allora, andava fatto. torniamo indietro. C'è manco bisogno di andare in città a questo punto. Allora, ci vediamo se riusciamo a fare la montagna e se Regen e gli altri hanno vinto oppure no i punti. Ma te li sei giocati Sì, tutti gli Yakuza? sì, ho recuperato il tutto, poi mi sono riandato a leggere la lore con i video. Anche se ogni tanto un ripasso me lo devo andare a fare perché Yakuza mi fotte sempre il cervello tra chi è vivo, chi è morto, chi torna, chi quello, quell'altro. E vabbè, è sempre un cazzo di guaio quella trama. Ok, meno uno così. Tante cosine negative. Perché tutta sta roba tutta insieme? Allora, mangia bacche. Vedi di finire chissà cosa avrà voluto intendere quello. Lo sa, con questo Quindi tu messaggio. finire può essere usato in entrambi i modi. Ho puntato 101 punti. 101, attenzione. Vabbè, con calma e tranquillità, siamo messi abbastanza bene. Domanda di merda perché ti già la risposta, ma levare i soldi Yakuza Piratozzi del Dio. Allora, Setti, se hai presente più o meno il combat di The Man Who Erased His Name, stiamo più o meno su quello stile anche di fluidità là, Ok, forse un po' meno. tanto comunque c'era Secondo me questo la gioco stazione di servizio qua. No. è stato sviluppato un po' prima, non so perché, ma mi dà questa impressione ogni tanto quando combatto. Però all'effettivo mi sto divertendo, se ti devo dire la verità. Non ho ben capito a cosa vuole portare il gioco, sinceramente. Però sì, Ok, per me ci sta. Anche se, vabbè, l'energia in realtà lo zio a chi secondo qualcosa compra. uno me lo prendo. Noi Ah, dobbiamo mettere benzina. ah, giusto, è vero. Meno uno di questo per recuperare. Noi qua ci prepariamo un attimo per bene e via. Si fa un riposo in zona e si recuperano tutte le skill. Si mangia, ci si prepara. Secondo me si è chiesto, senti, sì, sì, ti diverti. Sì, tanto comunque può darsi pure che scende un po' di prezzo e riesce a risparmiare pure qualcosina. Tanto è là, non si muove, non se ne va. A pecorella. Due pecorelle. Uh, Pecorella, mucca sorda. Pecorella, ti ha fatto il tuo culo. Peccato, che peccato. Allora, con quello è uno scudo. Uno di alla direzione ma c'è opposta. ancora sed, lo zio. No, però con la skill che abbiamo imparato prima, con quella passiva, quando ci attacca qualcosa con lo scudo, poi comunque gli facciamo dei Mi fai danni, dei danni in quindi più? se, no, se prendiamo dei danni, quella si toglie. Ok. Quindi comunque, No, la meta di gioco, ho fatto senti, battere, quindi devo recuperare per fare. Eh sì, senti, sì, sì, sì. Poi ho detto per cambiare un po' dal combattimento a turni ci sta ogni tanto, quindi vale, è divertente comunque. ok, ecco qua le montagne. Bimba, però mo non è che mentre stiamo andando in montagna ti fermi ogni 5 minuti per fare la pipì, che in strada è una cosa, ma in montagna è un attimo un problema. Però in montagna in realtà puoi pisciare un po' dove vuole, se ci pensi. Cazzo, quello è Pisciare uno pure di dalla questi. macchina volendo. Ok. Vabbè, tanto ci dobbiamo riposare per forza.
Allora, in montagna fa freddo. Questa è una cosa che non avevamo calcolato. Però abbiamo dei caffettini, visto che abbiamo il termos. Noi giustamente dobbiamo andare in montagna e non viene la nebbia, Gianmarco. Scusami, Sai pure tu però. che- Ecco, Ragazzi, io sto andando in tutta tranquillità. Per il finale gettiamola dalla per rupe. me Sì, ci ma con sta, sta nebbia raga. così finisce, eh. Io posso arrivare nella nuova zona, facciamo un riposino, ci sistemiamo, facciamo pure un altro riposino e vediamo se passa la nebbia, ma poi se il gioco ha detto devi avere la nebbia, noi avremo la nebbia, quindi inutile tergiversare ulteriormente sulla questione. Si prende e si affronta la montagna, con tutte le conseguenze del caso. Ti tolgo due così. Ne tolgo altri due così. Suca. Ok, quello che ti attacca comunque poi si toglie. È ottima sta cosa. Oh, che sarà mai? Succol. A posto. Siamo arrivati? Siamo arrivati. Siamo arrivati. Ecco qua. Detto che si vede manco l'edificio, si vede. Va bene. Vabbè, una marea di status. Allora, Gianmarco, tu intanto qui c'è qualcosa per il viaggio, ma che non c'è niente, tu che cosa vuoi avere? Non c'è niente, signor Giovanni, non c'avete niente. Allora, prima di tutto, mal di Ah, testa. chitarra la potremmo vendere, te voglio No, bene. la signora dobbiamo andare in montagna e Facciamo si dei suona la chitarra. soldi, non Ma abbiamo non ci niente. serve, dobbiamo solo mettere benzina Che te la adesso. vuoi mettere con $25 la benzina? Iniziamo a vedere a quanto arriviamo. Vai. Aspetta, iniziamo a Che di riposare. Setti che è lungimirante, prenderebbe altra benzina. No, ma difatti io mo metto la benzina, c'è il distributore proprio qua vicino. Voglio solo aggiustarmi prima all'energia, mangiare qualcosa. Perché? Ah, non sei più vegetariano. E Avevamo vegetariano. non ci ho manco fatto. Ok. Vabbè, sti cazzi, non, va Non bene. siamo vegetariani. Mal di testa si è quasi tolto. Siamo sporchi. Eh no, una tanica in più. Senti, il fatto è che dobbiamo sia Allora, mettere benzina che fare andiamo la un attimo. tanica, è un casino. Andiamo un attimo. Vediamo quanta benzina mettiamo. Oh, e 96. abbiamo anche una tanica Ok. comunque a disposizione. Allora, Eh. ecco Quindi qua. la merda di chitarra, l'ho detto anche io. No, Ragazzi, se perdiamo è colpa di Enzo. siamo pronti? Tu sei pronto. No, siamo pronti. Cioè, partecipiamo. Tu hai Non scelto. siamo, non siamo pronti. Ci vuole la musica. Ah, è vero, se ve la playlist. Ci vuole la musica. Andiamo. Se arriva la polizia pure mentre stiamo lì sopra c'è un problema. Spero di no. Vabbè, sì, è in tempo di game è diverso. Simulato, simulato. Non penso ci metta davvero mezz'ora in gioco Sei perché... triste, non ci abbiamo i turnietti. Però si è tolto il mal di testa, dai. Triste da cosa cazzo esce? Non lo so, non lo so. Io ho il dubbio che sia una delle due. Ragazzi, allora dobbiamo parlare un attimo. Per andare in montagna servono i cannonzi, non le chitarre. Eh sì. E lei all'inizio della strada dagli uno status negativo. Ma io ti caccio fuori in strada sulla montagna. Ma ce l'ha dato il seguito, sì, però. No, vabbè, a questo punto non possiamo lasciare una povera ragazza indifesa sul ciglio della montagna con la chitarra. Vuoi la chitarra? Non vuole la chitarra. Che in teoria se tu però ti fumi l'erba con lei, tu ti togli il sed. Ma non l'abbiamo neanche trovata, che giustamente come la trovi? Ma No, Francesco è tornato. c'ho il coltello, ma Francesco, no. io ti dovevo fare una No. domanda, ma tu non sei più tornato. Te la posso fare? Questo è da usare in caso d'emergenza. Ok, Ma se andiamo. abbiamo lasciato una bambina nella tempesta di notte. Allora, quella era un'altra run. La bambina è ancora viva, non è successo niente. Allora, Francesco, la domanda era la seguente. Passa il set. Cosa ne passa il pensi set. dei dinosauri allungabili? Sto dicendo passa il setti, non... così. Ma voglio sapere cosa ne pensi di questi incredibili giocattoli, Francesco, i dinosauri allungabili. Allora, intanto... Una bella merda. Intanto sta scendendo Sad e già è a metà. Quindi vabbè. Bambina. Bambina però. No. Lasciate sentire su. Bambina, non caccia. Oh no, perché? Ha detto quello, vendi la bambina. No, e non si può fare. C'ha pure lo scudo. Tu usa la stellina unica, scusa. Allora aspetta.
Devo usarne anche 2. Ah no, non le posso usare perché No. siamo SED, giustamente, però abbiamo lo scudo. Vabbè, dai, si toglierà, si toglierà. Ok, vabbè, solo uno, via. Il miele recupera pure le skill. Ok, consumiamo meno benzina, però freddo. Freddo si potrebbe risolvere con caffè. E attacca la durabilità. Si è sgonfiata, si è bucata, si è rotta Questo lo una dici ruota. tu. No, quello in game non si può vendere la bambina, non c'è. Ma vabbè, non c'è il comando, non c'è proprio. Possiamo cacciarla, quello sì, sulla montagna. Il kick out c'è. La vogliamo abbandonare sulla montagna? No, 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 no. Aspetta, a questo punto. Aglia. Pippe Baudo. Secondo me la bambina si può vendere a Celentano. Regen, non so se Celentano si compra la bambina. Possiamo provare a fare che andiamo. Sì. In fretta alla benzina. Facciamo una run e ci prendiamo Celentano e la bambina. Andiamo dal Cobra e vediamo che succede. Io sto grindando per migliorare la macchina e battere il Wind of Napoli. Vai Francesco. Vedi, lui con queste dichiarazioni proprio ci conferma che lui per qualche motivo ci vuole abbattere. Non sappiamo Madonna, il perché. tutti al 6, lui sta al 21. La Madonna, Wind of Napoli. Un attimino. Siamo distratti. Ok, va bene. Uno si becca lo scudo. Soldi, guarda a sto punto, vabbè che c'è lo scudo. Però così te ne vai in automatico. Ecco, già questo è un piccolo problema. Allora. No, è l'unica cosa fattibile. No, Rosy. Usa quella da doppio. No, Gianma, senti a me, senti a me. E ti sei preso anche il danno alla frente. Visto che siamo ancora all'inizio, mamma e due Carmen, Picciò. teniamoci, abbiamo gli oggetti e teniamoci le abilità. Che se noi finiamo le abilità non possiamo fare i fight, capito? C'è un problema. Leggi un attimo in chat, è per te, mi sa. Questo vizio del cazzo di avere 4 oggetti che fanno la stessa cosa non si può togliere. No, perché si dovrebbe togliere. Però c'ha ragione, non si tolgono solo il Bluetooth. Ma il problema ce l'abbiamo con la durabilità qua. Altri oggetti. Potrai fare benzina. Gli oggetti benzina non li ho trovati, non ci sono. Questo gira in comune. Questo c'è, io che ci posso Guarda fare? anche i soldi, e non ha più niente. C'ho Non ha niente. nulla. Però noi stiamo andando, aspetta. È passato il SED, quindi già questo è una cosa Ma buona. poi sta sempre nervoso, ma perché sei sempre nervoso? Allora, Francesco, stiamo rischiando di perdere la run, lo sappiamo, però ci dobbiamo provare. Sta scendendo anche la notte. Benissimo, quindi almeno abbiamo il bonus della torcia, quindi è un altro che si toglie. Il freddo è passato. Abbiamo solo la sporcizia e ci toglie i punti di esperienza che possono accumulare gli autostoppisti. Teoricamente ti puoi fermare a riposare in macchina. Non mentre siamo nella modalità viaggia così. Qua non si toglie se provi a premere sul trunk. No, e tu puoi farlo solo da fermo. Provo a premere per vedere un attimino com'è la cosa. Allora, aspetta che qua. Questo qua questo è non simpatico. Male. Questo non è male. Ok. Extra turn. Cazzo, abbiamo finito già l'utilizzo di quello là. Capito? Quello delle skill lo dobbiamo usare quando abbiamo quasi finito tutto il miele. Che facevano? Aspetta un attimo. È... Fai danno? Arrivederci. No. Può usarla per accendere un fuoco. La chitarra può essere usata per accendere un fuoco, certo. Ok, fatto. A posto. Allora. Ok, un bel tratto lo abbiamo fatto. Dai. Allora ragazze, non è il momento di litigare. Non è proprio il momento di litigare. Spegnetevi subito per piacere, ragazzi. Risolviamo. Per piacere. C'è l'abilità per 4. A 4, sì. No. E ci va in culo perché una si toglie. Vabbè. Vale comunque quello. Per quello bastava la bambina. Lasciale qui. Ha detto se ti abbandonate tutte e due qua. Questo è un gran peccato. Anzi no. Anzi no.
Aspetta. Voglio fare così. Non voglio fare così. Attaccami. A posto. Noi un attacco ce l'abbiamo comunque in omaggio, visto che abbiamo un'armatura e abbiamo sbloccato la skill. Quindi mo ce la possiamo giocare un attimino Proprio così. quel fatto di vedere... Bambina. Bambina, bambina, già sta finendo la benzina. Faccio così. Preferisco togliermi Inspired. Noi ci siamo un attimo puliti la situazione. No, sto usando uso quello là, aspetta, quanti No, utilizzi aspetta, c'ha? aspetta, 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 aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. A posto. Ah, Ci sta. bruciamoli a questo punto. Allora, Vedi il fatto che ti fa bere non c'è. crunch, però ti fa fermare ma non ti fa dormire. Allora, ci siamo un attimino fullati. Noi dobbiamo mettere benzina. Oh, va bene, va bene, va bene, va bene, ha fatto un bel riempimento. A posto. E ci abbiamo altri 3. Vai, teniamocelo per sicurezza. Poi l'auto, visto che li abbiamo comprati. A Direi posto a così. Cibo, abbiamo niente. Caffè ce li abbiamo. Energia ce l'abbiamo. Torcetta. Miele. Ah, ti ristora un utilizzo per le skill. Allora, meglio di niente, però se le utilizziamo tutte nel miglior modo possibile Sì, almeno adesso, ce ci l'abbiamo. sblocchiamo altre mostre dopo. Sì. Tanto con la questione degli scudi qualcosa riusciamo sempre a fare. La sacrifichiamo per onorare il dio della montagna. Magari c'è l'obiettivo secondario che è quello. Non perdere 2 di energia, però. Sangue dei defunti. Gesù aiutaci, Gesù aiutaci. Che punto siamo? Sì, sì. Siamo a metà. Siamo a metà. Siamo a metà. Oh, siamo a metà. Majestic Falcon. Si è tolta anche la nebbia. A posto. Questo è il famoso palco dei Koskela Brothers. Sì. Ok, e fino a qua ci siamo. Ora però... Ah, no, sì, noi una cosa possiamo provare. ok, Possiamo provare a cambiarci le skill per vedere se c'hanno gli utilizzi. dobbiamo vedere se ce le fa cambiare. Dobbiamo provare. Ah, questo è troppo ghiotto. Questo è troppo ghiotto, Ce l'hai un verde Gianmarcone. in qualche modo? No. Così io lo userei quello della tipa. Io lo userei così. Vai. No, non le puoi cambiare. No, Madosca, in modalità porca. guida pure l'altra volta. Non le possiamo cambiare solo quando sei fermo. Fanculo. Solo quando sei fermo. Ha grodolato anche stavolta. Allora, no, vabbè, non dico niente per scaramanzia, però il modo per farlo c'è. Qua potremmo usare quello là potente. Bravissimo. Questo qua. Questo è proprio forte qua. Ok. Ha un extra turno. Giusto uno. Così, via, via, via. Togliamoceli davanti. Dai. Togliamoceli davanti. Siamo stressati. Ecco. Sentiamo. Questo è scomodo però. Energia massima ridotto di 1. Quello è bello. Questo, sì. Usiamo l'abilità della ragazza per togliere gli status. Poi abbiamo questo e consumiamo meno gas. Questo è buono. No, il cervoide. Cazzo, mo serviva il 4. Guarda che mo ci toglie uno dei 2 blu. Aspetta, aspetta, aspetta. No, invece, grazie gioco. Questo è andato bene. Si Questo è attivata la corda e la torcia. Non lo so, però ci ha tolto un paio di cose. Allora,
Ma tipo non si può evitare di sprecare il turno, tipo se fai il No. freno fa passare. Questo è il menu e No. questo è scappa No, dal no, fight. no, no. Qua non ci stanno tasto tipo fa non fare niente. No, oggi non scappa che te lo... Va bene. Uno di energia soltanto. Aspetta, rimetti il freno? Ah, no, scusa, mi dà acceleratore. Using the event to escape or skip the player. E come si fa a skippare la fase? Vuol dire che si fa con l'acceleratore? Ma come? Allora, aspetta, continuiamo come stiamo. Oh, aspetta, questo può essere buono. Questo può essere buono se esce. Ho un pochino di gas o qualcosa, stiamo a posto. Togliti lo scudo. Allora, intanto. Sì. Scudo che attacca. Uno che resta così. Tu qua devi ricaricare. Tu bimba dormi e non puoi fare niente. A sto punto continuiamo qua. E ce ne togliamo un altro qua. Accelera, non l'ho sprecato già. Ok. No. Anche perché a questo punto No, cazzo, non l'abbiamo aperto però. era solo così. O è uscito e stiamo scappando. Non ho visto che c'era a destra. Ragazzi, voi avete visto una tanica di benzina. Sono scappato, mi sono dimenticato di guardare a destra. Vabbè. Ok. Caffettino? Caffettino. Meno così siamo tornati full. Vai, lo zio. Vedete, ce la facciamo più in maniera avventurosa senza prendere potenziamenti per strada. Tanto siamo a buon punto. Cioè, già ma siamo messi. Mamma mia, pensavo stavamo almeno qua. Ok, siamo qua, siamo qua. Cazzo va lento. Io non ci ho fatto proprio caso perché ero talmente. Mi sta prendendo talmente tanto sta parte che devo arrivare in cima. Non ho pensato a vedere. Sì, ma sì, siamo in montagna. Stupido idiota. No, è Vabbè. Allora. Cambio. Ecco. Io poi però mi pongo la domanda secondaria. Ma poi per scendere come funziona? Ok, mo a salire uno sale, c'è una bomba di benzina sopra. Finisce. Mo non abbiamo più la torcia, lo zio. Allora, già, ma mo non iniziamo a preoccuparci delle cose perché eravamo in una buona. Mamma mia. Pecore, fermati. Mamma mia. Mamma mia. E che cos'è? Porca boia. Allora, aspetta. Sto turno non attacca nessuno. Potessi usare quello da blu, lo puoi usare, lo zio. Questa andrebbe usata, secondo me. Perché questa mo ci toglie 4 cosi. Allora. Il problema è che è pure una bella giornata, quindi non ci stanno succedendo cazzi. A noi mo servirebbero i cazzi che ci danno il danno. Questo qua. Questo funziona. Piazzalo col perfetto. A posto, e questo ci dà. Già così. Allora, posso fare. Posso usare anche questo qua. Sarebbe un peccato. No, però aspetta, utilizziamo lei al momento che lo cambia questo qua. Là ce n'è uno che dice togline 3 senza esclusione di colpi. Questo ci potremmo far attaccare. Qua a questo punto. Via, vai così. di modo per passare il turno. Vai così, vai così, vai così. È un peccato. Ok. Pecore belle pesanti, va bene. Allora. Benzina passata un pochino troppo di qua, Sceso un altro poco, va bene. Allora. Io nel dubbio. Finirà. Posso girarle e sbatto bene sopra, ma penso che è finita già, ma proprio fino all'ultima goccia. Non ce n'è più. No, sì, forse ne serviva un altro. Non ce n'è più. Vabbè, noi andiamo in tutta tranquillità. No. Sai quale skill dovevamo metterci qua? Cosa? Dici un po'? La skill quella con 2 di
gas che se facciamo la combo ci dà uno di gas. Boh. Ah, aspetta, aspetta, Sei buono. aspetta. Aspetta, tu sei buono. Tu sei buono nella misura in cui io faccio così, mi prendo l'extra e metto gli scudi. Venite tutti e tre. A posto. Io l'ho detto che ne serviva. Sì, ma è pure più divertente così. Tanto penso che faccia come per la corsa. Se perdiamo, Ripartiamo da là. ripartiamo da fuori, sì. Sarà un problema fare qualcos'altro e dobbiamo arrivare di nuovo in città subito e ce lo lasciamo per le prossime serate, però non penso che ti fa finire la run immediatamente, altrimenti ci organizziamo e ci riproviamo. Prossima Mamma sì, mia. dobbiamo fare il miele, Sì. Questo qua non serve molto più. Allora oggi noi ci dobbiamo togliere questi di benzina in qualche modo, se no è un problema. Sì. Posso fare così? Aspetta, aspetta. Si fa solo così. Bello, tranquillo, sereno. Allora, C'è quello là. Ok, oggi miele. va bene per il gas. Qua non abbiamo più niente, oggi. Allora. Va bene, va bene, va bene, va benissimo, va benissimo, va benissimo. Allora, Ah, il miele dura ancora altri utilizzi, cioè. altri Però due. teniamocelo per ora. Vediamo come campiamo. Siamo Ah, pieni, guarda, qua il cibo, siamo a posto. Vai, dove siamo? Ya, ragazzi, ragazzi, siamo messi bene, ya. Dai, ragazzi. Oggi non- Dai, 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 dai. Ottimismo. Ora, andiamo con calma, con tranquillità. Fight dopo fight. L'altra volta le pecore. Madonna mia, mamma mia dell'incoronata Giuseppina. Bugia vincente. Ragazzi, fino alla fine ci proviamo. Allora, Insomma, una buona partenza. ok, adesso. Fai gli scudi. Ok, Ok. va bene. Un po' di danno preso, però ci siamo sbloccati sta cosa. 3000 punti. Calma, calma. Calma e gesso. Ci siamo persi. È una strada diritta, ma noi ci siamo persi. Succede. Succede. Allora, possiamo mettere degli scudi. Che fa la skill della Possiamo bambina? mettere 3 scudi. Ma che fa? Guadagna 3 di energia e 3 di armatura. Ragazzi, questo- No, è questo conviene tenercelo per dopo. Aspetta, allora aspetta. fallo tu. Aspetta. Facciamo questo 3 scudi qua. Eh, Turno extra. Facciamo semplicemente Vai. così. come Ci ti becchiamo sei 3 perso? È la attacchi. cosa più da Vincenzo che ho mai visto. Capita, capita. Montagna, sbagli un attimo un percorso e finito. Sì, siamo persi. Storie accadute, mi sono trovato in posti di montagna. Non so manco io come cazzo sono arrivato in certi punti. Non lo so. Col navigatore. Col navigatore. Col navigatore, attenzione. Ruota. Ok. Allora. Iniziamo con un po' di questo. Sì. Uno ci teniamo il danno qua. No. Va bene per forza così prenderci un altro danno qua. Anche perché senza scudo. Attaccano tutti. Se ti metti un altro scudo, lo zio fanno da solo. È l'unica cosa. No, è a questo punto per forza.
Ok, altro pericolo scongiurato. Mi sa che dobbiamo berci. Oh, ragazzi, già, siamo Sì, qua, oggi dai. penso che devi berti un altro coso. Abbiamo finito tutte le schifo un'altra volta. Allora, aspetta, Gianma, qual è il problema? Ecco qua, via, vai. Abbiamo anche un altro sorsino di miele. A posto. Ragazzi, su con la vita, siamo in montagna, stiamo andando a divertirci. Divertiamoci. Divertirsi. Dobbiamo arrivare in montagna facilmente, senza problemi, senza casini. Raga, che due cazzo di coglioni. C'è un po' di fango sulla strada, giustamente. Chi cazzo viene qua su a pulire ogni tanto perché è anche lontano, va bene. Allora. In questo caso no. Si può fare di nuovo combo scudo qua. Tu al momento non sei utilizzabile. Allora no, facciamo così. Che è il danno minore e... 1. Ok, tu adesso te ne devi andare. Allora. E tu te ne vai con lei. No. Sì, invece, aspetta, che c'è la stellina. Ok. Fatto. Ah, ah. Allora, vediamo se abbiamo qualcosina in macchina che magari... Il gratta e vinci che potremmo mettere qua. L'altro caffè lo terrei. Questo non ancora. Caso me ci viene fame. 2 di cioccolato qua. Ok. Ci potrebbe essere solo un minuscolo problema. È piccolo. Ragazzi, è piccolo. Piccolo. Ah, la benzina. La benzina. Quello potrebbe essere effettivamente un problema. Solo quello però, eh. Sì. Il resto ce la stiamo cavando. 2. Appunto fai così, guarda. No, ma era per fare un esempio. Senti, mi stavo facendo un attimo 2 conti con l'indicatore e tutto, però non mi sto trovando. Allora, io faccio così. E se mi giudo una volta da sto grattavi... Niente, vabbè. Vabbè. Di sicuro c'è la Merda vincita. di chitarra. Sono d'accordo, senti, sono d'accordo. Ancora voi a questa chitarra, Oggi ragazzi. facciamo i soldi e compriamo Ragazzi. Ancora... State pensando ancora alla chitarra? Qua abbiamo passato, via, tranquilli. Io devo rivedermi la live e vedere se in macchina lì c'era uscito una tanica e nessuno di noi l'ha vista. Siamo tutti colpevoli così, nessuno escluso. Che qualcosa ce l'ha dato perché io non ho aperto l'inventario, si era aperto in automatico perché ci aveva dato qualche oggetto. Però vuoi mettere a suonare la chitarra sotto l'arcobaleno? Bravo Reagan. Non mettere che mo perdiamo la rata. No, raga, calma, calma e gesso. E a questo punto... A noi qua adesso fregherebbe i gran cazzi, ma ne facciamo così e conserviamo tutto per le volte successive. Mamma come rido. Eccolo là. Settone. Con No, calma. questo l'ha scritto Francesco. Francesco, con calma. Calma e cesso. Qualcosa sulla strada, ragazzi, fermi. Ragazzi, guardate tutti a destra dopo. Allora, c'è uno scatolo grosso. Scatolo. È uno scatolo grosso, allora. Sì. Veniteci. Questo qua. Questo. Fermati. Piano. Cosa c'è qua dentro? Cosa c'è? Il tamburetto! No, Ma tu giustamente... no, Allora, tamburetto. noi con la chitarra, ma le ragazze non devono suonare qualcosa? Tamburetto. Bambina, c'è il tamburello per te. Questo io provo ogni tanto, però niente. Ok, vabbè, Stiamo pisciando il serbatoio. Niente.
Vedi, possono capitare cose positive in un certo modo, però poi ti vanno nel culo e capita, ragazzi. Anche questo è il bello del È viaggio. carattere. È carattere, sì. Allora, noi dove siamo? Ragazzi, dai. Se guardate a destra, si inizia a vedere già la punta della montagna. Dell'iceberg. Siamo arrivati, ragazzi. Un po' di terreno così. Questa è la... Oh, non li scelgo io. Allora, io mi chiedo chi è che è arrivato fino a qua in montagna per mettere una cassa con un tamburello dentro. Io quello mi sto chiedendo in questo momento. Allora serve passare un turno e avere 2 scudi. Aspetta però, questo qua lo puoi usare. Vai sull'ultima, sulla bambina, scusami. Questo qua... Ne toglie 3. No, quello là a fianco. Questo lo puoi usare. Ah, con le 2 Prendi stelline, non più ci avevo fatto benzina. caso. Aspetta, io me la pensavo così. No, Iniziamo no. a togliere questo. No, i primi. Però puoi prendere qua. I primi. Così Questo devi così. fare. Per prendere solo un danno qua. No, volevo fare pure qualche altra cosa per ottimizzare per dopo. Che c'ha un utilizzo questo qua. Visto che è buono, più in caso d'emergenza buttarlo dentro in qualche modo. Ma a sto punto, pure facendo i 3, non ci abbiamo modo di ottenere scudo. Quindi no. Ok, quindi ce n'è da uno, buono. Ok. Un po' un peccato, ma... Losi, questo beviti qua. il coso, beviti il coso. L'ultimo sorso, l'ultimo... No, Losi, Ok, bevi ma- ora. Prima sta partendo il coso. Aiuto! Ecco qua, calmo! Succede un guarda là, quanto cazzo è vicino! Tranquillo. Fatto. Ok. Prendiamo anche il caffettino. Ecco qua, caffettino. A posto. Giuseppe, un albero non lo trovi mentre stai per arrivare in cima. Noi l'abbiamo trovato. A posto. Vediamo com'è la situazione. Allora. Allora, cerca di toglierti l'ultimo perché quello si toglie con lo scudo tanto. Per togliere l'ultimo nel migliore dei modi ci sarebbe solo questo qua. Col turno extra così. Vai. Tu ti becchi un Fallen. Usiamo sempre l'ultimo, così. Già dici. Non è che se mettiamo il dito nel barattolo esce un'altra goccia di miele, niente. Tipo la Nutella, tu ne esce sempre qualcosa se cerchi bene. No, ma non penso, purtroppo. C'è la miseria, mannaggia. Allora. Dai, è fatta. Dai, ragazzi, fatta. Cioè, noi siamo partiti da qui, no? Guarda quanta strada abbiamo fatto. Se vinci ti bacio i piedi, dice Setti. Ce l'abbiamo fatta. Allora, Regan il miele recuperava 4 di energia e ci ridà un utilizzo per skill. Solo uno. Sto posto lo batti facilmente facendoti dei soldi e comprando un sacco di miele prima. Lo fai senza problemi. E come fai poi a divertirti? È stato molto divertente così, è stato meglio così. È anche notte, quindi abbiamo la torcia che ci illumina il percorso. Quindi si toglie un pericolo in automatico. Ragazzi, siamo arrivati. Stavate là a preoccuparvi. Fermi Tu lo sai che tutti. sei stato God blessato, sì? No, No, vabbè. si chiama culo della Madocina, è diverso. Allora, Però con l'impegno e ragionando ci siamo arrivati. ammazzati. Bambina, bambina. Cappello d'avventuriera non ce l'abbiamo. Bambina, se l'hai dimenticato giù, la rimane. Streamer luck, esatto. Lei non dice niente? Allora, di qua non si va. Guarda. Majestic. Ce l'abbiamo fatta. Quindi andiamo a chiudere il televoto. Vediamo un po'. Fammi leggere. Ma aspetta, ho fatto tutto. Ecco qua. Proprio di tutto e di più. Ma A posto, fatto.
A posto. Che goduria lanciarla da 1750 metri. Sì, Veterano, che bello che godo. Sì. Camping gear. campeggiatore. Allora, abbiamo soltanto velocemente per vedere queste due cose e stacchiamo, poi decidiamo insieme la prossima volta cosa fare. Quindi per tutti i detrattori e per chi non ci credeva fino alla fine, Nessuno ci crede. Soka, così in generale, non in plurale ma rivolto singolarmente a ognuno di voi, piccole teste di Oh, Regen, vitello. buonanotte. Buonanotte Ciao, Regen. Regen. Quindi la run sculata, io per questo gioco l'ho avuta, non ne posso avere più. Ok, vabbè. Allora, siamo veterani. No, no. Capa de cazzo. Questo si gioca a finali finiti. Cosa è successo? Il set si è abbonato. Ah, Se tu ne hai fatto fare dei suoni un attimino sono particolari, attaccato addosso. ho detto che cazzo. Ah, mo' è arrivato il rumore della... Ah, perché era il rumore dell'obiettivo. Ok, e uno era l'obiettivo là. Esatto. Ok, ok. No, no, prossima run a questo punto fare rally. Sì. Perché noi comunque abbiamo solo due obiettivi da fare, quindi ci siamo. Campeggiatore, tenda, torcia. La A posto, GRN a posto, questo è un buon a set di posto. partenza, eh. Ok, allora, ragazzoli belli, ce l'abbiamo fatta. La montagna è stata scalata. Noi andiamo un pochino a dormire a fare la ninna e anche la nanna in alcuni casi. Sono stato un detrattore e chiedo scusa poi. C'è una testimonianza in live dove è lui che ha detto che mi baciava i piedi. Se Vabbè, Setti, guarda, ci ha fatto la salva, si è fatto... Setti, no, no, da qui all'eternità che noi ci vedremo, un bacino sul piede e anche sulla scarpa, così per farci due risate. Io me lo aspetto a tua futura memoria. Mettiamola così. Quindi grazie mille a tutti ragazzi, io ho ancora il culo stretto perché mamma mi già facevi più. Buonanotte a tutti, a Buonanotte, domani. ragazzi.